Dopo l'adozione del Green Pass aumentano in maniera sospetta i certificati di malattia sui luoghi di lavoro della marca. Faremo ulteriori controlli, non ci sarà spazio per i furbetti, assicurano dall'ULSS 2. E partiranno domani mattina le lettere agli autisti Novax della MOM. Oltre alla sospensione si valuta la richiesta danni. Ognuno si assuma le proprie responsabilità, le parole del presidente Coladon. Alpini a Castelfranco per il raduno delle sezioni della Castellana, 2 giorni di cori e feste, il primo evento delle penne nere dopo la pandemia. Ed è stato trovato morto nel pomeriggio di oggi sul Nevegale Elio Coletti, il 58enne di San Beneviano, di cui non si avevano notizie da giovedì scorso quando era partito alla ricerca di funghi. Ubriaco alla guida, batte palo del telefono in segnali stradali per poi invadere il marciapiede. È successo questa mattina a San Biagio, incidenti e sanzioni anche a Preganziole e San Vendemiano. Non solo bar e ristoranti, anche i negozi occupano gli spazi esterni per superare il Covid. In contrada a San Francesco a Treviso domenica di rilancio tra speranze e voglia di ritrovarsi. Torna alla ribalta la veggente di Pederobba che racconta come per colpa del comportamento degli uomini anche nel periodo Covid la sua statua della Madonna continui a lacrimare. 3 giorni di storie e rievocazioni al bastione di San Marco, tra figuranti e cimeli, dalla Serenissima alle guerre mondiali, l'emozione del passato e i messaggi per il presente. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano un fenomeno di questi giorni, di queste ore, perché sono aumentati in maniera sospetta, proprio dopo l'entrata in vigore del Green Pass, esteso i certificati di malattia sui luoghi di lavoro sia pubblici che privati. Per questo l'ULSS 2 marca trevigiana annuncia una stretta. Siamo pronti, nel momento in cui avremo delle segnalazioni da parte delle ditte saremo i primi che andranno a verificare. Chi vuole fare troppo il furbo rischia effettivamente anche la sospensione come medico, quindi non credo che convenga a nessuno essere compiacente e fare certificati per evitare che le persone non possono esibire il Green Pass e per cui si mettono in malattia. Il messaggio all'inizio di una settimana che si preannuncia delicata sul fronte del Green Pass è chiaro: nessuno sconto a chi cerca di aggirare l'ostacolo della certificazione verde. Nel Trevigiano, stando ai dati INPS, le assenze per malattia nella giornata di venerdì sono aumentate del 10%, in provincia di Venezia si è toccato addirittura il 20%, una coincidenza quantomeno sospetta, da qui l'intensificazione dei controlli e della collaborazione con i medici di base. Credo che ci sia la massima disponibilità anche da parte dell'Ordine dei Medici a far questo e credo che il messaggio che il Presidente dell'Ordine e che anche le istituzioni mandano sia quello di dire attenzione, insomma non possiamo essere compiacenti nei confronti di chi sta a casa solo per evitare di essere sanzionato perché non ha il Green Pass. Nel recente passato, ricorda il direttore generale dell'ULSS, alcune segnalazioni sono state fatte con conseguenze ancora da scrivere. Qualche certificato che non doveva essere fatto per persone che sono state esentate dalla vaccinazione da medici che non sono il loro medico curante e medici vaccinatori. Questo sì, ma questo l'abbiamo già mandato in AS e all'Ordine dei Medici. Insomma, non si scherza. La stessa ULSS 2 sta procedendo nei confronti dei circa 30 sanitari che venerdì hanno aderito allo sciopero non autorizzato contro il Green Pass. E noi abbiamo un ufficio specifico che segue appunto queste cose e per cui ci saranno delle sanzioni, immagino sia amministrative sia sospensione del lavoro, ma deciderà la Commissione. E la linea è durissima in MOM, con il presidente Giacomo Coladon che nelle prossime ore farà recapitare ai 67 autisti che venerdì non si sono presentati al lavoro delle lettere, dove la società si riserva di chiedere i danni. Minori corse significa meno biglietti e abbonamenti. Non possiamo rimanere a guardare, ma dobbiamo quindi agire. C'è la Corte dei Conti potrebbe chiamarmi a rispondere, io amministro denaro pubblico e come tale ho la responsabilità per intervenire. Poi la lettera l'abbiamo già predisposta, domani mattina arriva a tutti i dipendenti che non si sono presentati, quindi ognuno si prenderà le sue responsabilità.
Il fronte quindi è in evoluzione ed è assolutamente bollente e si è spento all'età di 74 anni Antonio Roccon, storico gran maestro della congrega dei Radici e dei Fasioi di Susegana. A portarlo via le conseguenze del Covid-19 che aveva contratto lo scorso mese di maggio insieme alla moglie, tanto da costringerlo ad un ricovero di 1 mese e mezzo nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Conegliano prima di entrare persino in terapia intensiva. Roccon era rientrato a casa qualche settimana fa, amici e parenti speravano proprio per questo che il peggio fosse passato. Ieri sera invece il decesso. I funerali saranno celebrati martedì 19 ottobre alle 10:30 nella chiesa parrocchiale di Susegana e cordoglio è stato espresso anche dal presidente della regione Veneto. Roccon ha fatto molto per la nostra terra, le sue parole. Ed è stata una domenica elettorale per la città del Cima, per Conegliano, dove sono chiamati alle urne 30.000 cittadini. Le urne saranno aperte fino alle 23 di questa sera, ma possiamo dirvi come aggiornamento di pochi minuti fa che l'affluenza alle ore 19 registrata dal Viminale è stata del 29%, 5 punti percentuali in meno rispetto a 2 settimane fa, quando si era attestata al 34,6%, un vero e proprio crollo. E mentre nella città del Cima si vota, Antena 3 si sta preparando ad una vera e propria maratona elettorale. Urne aperte nella città del Cima, unica città della Marca chiamata al ballottaggio. Lo rimarranno fino alle 23 di questa sera e poi domani dalle 7 alle 15. 28.266 gli aventi diritto che possono recarsi in uno dei 35 seggi allestiti, dove si vota nel massimo rispetto delle normative anti-Covid. A mezzogiorno l'affluenza registrata dal Viminale è stata dell'11,54%, ben 2 punti percentuali in meno rispetto al primo turno, quando si era attestata al 14,16%. Più in generale quello coneglianese è stato il dato più basso del Veneto. Nella Padovana Est e nella Veronese Bovolone la percentuale è stata rispettivamente del 13,42 e del 13,88%. Affluenza finale che di certo peserà non poco sulla sfida tra i due candidati a sindaco, che più volte in queste settimane hanno lanciato appelli al voto. E mentre a Conegliano si vota, Antena 3 sta preparando una lunga maratona elettorale. L'appuntamento alle 14:30 dopo la prima edizione del Mezzogiorno. In studio con Nicola Zanetti, tanti ospiti ma soprattutto i collegamenti dal territorio per un aggiornamento in tempo reale sui dati e sulle reazioni a caldo, e questo fino a sera, quando alle 21:15 sarà la volta di ring. La gioia dei vincitori, la delusione degli sconfitti, l'analisi del voto a Conegliano, Este e Bovolone, tutto rigorosamente in diretta come sempre su Antena 3. E apriamo la pagina della cronaca. È terminata in tragedia la ricerca di Elio Coletti, 58 anni, di San Vendemiano. L'uomo è stato trovato nel pomeriggio di oggi privo di vita. Il corpo si trovava sotto un salto di roccia circa 300 metri in linea d'aria dal luogo dove era stata rinvenuta l'auto, nei pressi del rifugio La Casera in Nevegalla. Siamo in comune di Belluno. Elio era uscito di casa il 14 ottobre dicendo alla famiglia che andava a raccogliere i funghi, ma non è più rientrato. La denuncia, i carabinieri di Conegliano e poi le ricerche. Oltre 50 soccorritori tra vigili del fuoco, soccorso alpino e volontari della protezione civile hanno preso parte anche nella giornata di oggi alle attività di ricerca e soccorso fino per l'appunto al tragico epilogo a metà pomeriggio. E nella Marca è stata una notte, quella scorsa, all'insegna dell'alcol, con ben 3 tragedie sfiorate. Un boato nella notte, a terra i segni dell'incidente. L'auto, una Mercedes classe A, è uscita di strada battendo un idrante, 2 pali dell'illuminazione pubblica ed un palo telefonico. Ha sfiorato la tragedia il 45enne rumeno alla guida della macchina, risultato positivo all'alcol test. L'incidente è avvenuto lungo la strada regionale 53, via Postumi a San Biagio di Callalta, questa mattina intorno alle 7. L'automobilista, che viaggiava in direzione Ponte di Piave, non ha nemmeno frenato e è andato contro i pali a bordo
autostrada. Fortunatamente è rimasto illeso, ma la sua patente è finita nelle mani dei carabinieri. Nonostante l'ora, alle 7 del mattino, l'alcol test è risultato ampiamente positivo. Ed ancora, ieri sera verso le 22 in via Marconi a Preganziolo, un 33enne italiano è uscito di strada autonomamente. La sua vettura, un Audi A4, si è cappottata, portato in ospedale a una prognosi di qualche giorno. Anche per il 33enne è scattato il ritiro della patente, alcol test positivo. Per entrambi i conducenti scatterà inoltre la segnalazione all'autorità giudiziaria competente. Intorno all'1:50 una macchina quasi spezzata in due. L'incidente è avvenuto in Viale Venezia a San Vendemiano. Un 19enne italiano alla guida di una Fiat Punto proveniente da Conegliano e diretto verso San Fior, mentre svoltava per immettersi in un parcheggio, si è improvvisamente scontrato contro una Renault Clio condotta da un 21enne che proveniva dall'opposto senso di marcia. Malgrado il violento urto, entrambi i conducenti sono però rimasti illesi e sono risultati negativi all'alcol test. Sul posto i carabinieri per i rilievi di legge. Mette in vendita un divano, ma invece di ricevere il denaro accredita i soldi ai due truffatori. È accaduto a Montebelluna, l'ennesima truffa online. I carabinieri a conclusione delle indagini hanno identificato e deferito in stato di libertà una coppia responsabile del raggiro. Si tratta di un 23enne e di un 52enne. La vittima aveva postato su un sito di annunci economici la vendita di un divano. I truffatori l'hanno ingannata e raggirata facendosi accreditare su carte prepagate la somma totale di 2.100 euro e poi si sono resi irreperibili. Parliamo adesso di una giornata di vera festa e di ripartenza, quella che vi abbiamo raccontato in diretta oggi a mezzogiorno da Castelfranco, dove si sono radunate le penne nere della Castellana. Uno dei momenti toccanti, l'alzabandiera, l'emozione delle penne nere che tengono con le mani la bandiera tricolore e poi l'inno ed il silenzio di un attimo straordinario. Buongiorno, di dove siete? È qua da Castelfranco. Ecco, per voi che cos'è questa donata? È un evento importante perché anche per far vedere Castelfranco, che è bellissima, una giornata splendida. Ma anche per rientrare insieme dopo. Esatto. Perché va ricordato che questo è il rientro. Sì. Io arrivo dalla Germania per questa occasione. Alpino Castelfranco, una cosa molto importante, molto emozionante. Ecco, appunto, lei si emoziona. Ma ad esempio per i nostri emigranti che cos'è? È una cosa speciale. Una cosa speciale perché ho mandato già i video via online ai miei amici alpini in Germania e è una cosa commovente. Le lacrime di questo alpino parlano da sole. È una grande famiglia, ci dicono tutti. 1 a 2 giorni dove si è rimarcato il ritorno alla normalità dopo la pandemia. Che è iniziata sabato pomeriggio con l'esibizione di 3 cori, tra cui quello della Val Canzoi che ha toccato i cuori con il Signore delle Cime. E poi al Teatro Accademico di Castelfranco con l'esibizione della fanfara dei congedati della Tridentina in un connubio con gli Highlanders scozzesi in ricordo della Grande Guerra. E poi la messa al Duomo di Castelfranco con le parole del parroco verso gli alpini sempre presenti quando c'è bisogno.
Al Duomo di Castelfranco la Santa Messa, Don Dionisio ha voluto ricordare il sacrificio degli alpini nelle guerre ed oggi la loro presenza indispensabile quando c'è bisogno. Il servizio è diventato l'essere tra i primi nelle calamità, alluvioni, terremoti, tragedie, a volte provocate anche dagli uomini. Voi siete i primi ad arrivare. Onorare i morti aiutando i vivi. È una lezione di vita per tutti noi. Una giornata di sole che ha reso la festa ancor più bella. Le penne nere hanno sfilato fra le vie della città, con loro le forze dell'ordine e le istituzioni. Cosa vuol dire tornare a marciare insieme ai compagni? Vuol dire ritornare indietro di 40 anni passa. Senta, chi vuole salutare? Saluto tutto il gruppo di Trevignano. Ma e i suoi fra? Sono in giro un po' di qua, un po' di là. E sul palco poi viene letta una piccola parte di un tema di Sara, una ragazzina di 14 anni vincitrice di un concorso. Essere un alpino significa aiutare gli altri, non per apparire, ma per essere sempre presenti. Vuol dire soccorrere senza guardare religioni o paesi di provenienza e a volte anche essere disposti a morire per qualcun altro. Ed il saluto degli alpini con un arrivederci a fine mese a Treviso, una manifestazione che noi seguiremo in diretta. Si parte venerdì 29 ottobre. Da venerdì partendo da Cimagrappa, da Cison, arriveranno rispettivamente a Montebelluna e da Ormelle. Il sabato mattina si uniranno le altre 3 staffette che partiranno da Nervesa da Battaglia, Fagarè dalla Battaglia e da Biadri di Montebelluna, dall'ossario di Santa Lucia, che è il più piccolo d'Italia. Ecco, tutto questo naturalmente sabato convergerà a Treviso. Dove e a che ora? Allora, la staffetta arriverà come massa a Piazza Vittoria alle 4:30, 16:30, dove saremo tutti noi con i gagliardetti e i vessili ad aspettarli, in onore proprio con la fanfara di Brigata Alpina Giulia in congedo. Anche questo quindi un appuntamento da non perdere e intanto i bersaglieri con la fanfara di Dolianova di Cagliari sono stati i protagonisti di un evento che nei giorni scorsi si è svolto a Ponte di Piave in memoria del bersagliere Eros Perinotto, morto nel corso di un'operazione in Friuli a seguito della grande alluvione del 66, un cittadino illustre di Ponte di Piave decorato con la medaglia d'oro al valore civile. Alla cerimonia erano presenti anche i suoi familiari, un'occasione, ha detto il sindaco Paola Roma, per ricordare chi 100 anni fa ha contribuito con il suo sacrificio a garantire la libertà e la democrazia di cui godiamo oggi. Prima di andare via i bersaglieri sono passati a salutare gli anziani del centro servizi Gianni Marinna. A Treviso, centro per un'iniziativa dei commercianti che sono letteralmente scesi in piazza, ma stavolta non c'era nessuna protesta, ma la voglia di rilanciare e di rincontrarsi. Speriamo che sia un segnale di un nuovo inizio, giusto per mettersi alle spalle 1 anno e mezzo di difficoltà. Si vogliono lasciare alle spalle quasi 2 anni di Covid i commercianti di via San Francesco che nella terza domenica di ottobre hanno portato letteralmente in strada la loro merce e la loro sapienza artigianale. Una possibilità messa dall'ordinanza comunale voluta per sostenere i plateatici, non solo quelli dei locali pubblici. È stata la prima volta in cui è stata utilizzata l'ordinanza del comune che prevede la gratuità dei plateatici non solo per la ristorazione ma anche per i commercianti che volessero appunto esporre in strada, e quindi l'evento di oggi sarà proprio quello, utilizzare lo spazio pubblico per mettere in mostra le nostre attività che tanto hanno sofferto negli ultimi 2 anni. Infatti già altre vie del centro storico ci hanno chiesto eventualmente di poterla riproporre anche nei loro rioni. E così via San Francesco si è presentata al meglio, riscoprendo spazi solitamente poco utilizzati. All'interno di questa corte la dimostrazione dei mestieri della tradizione. Benvenuti in corte. Buongiorno. Allora, a te consegno questo impegno, un coltellino da colazione che si chiama arrotin o scintilla.
Artigianato, commercio e prodotti a chilometro zero, gli ingredienti della domenica in contrada, un modo per ritrovarsi di nuovo. E se prima si lavorava tanto in questi 2 anni con l'online, adesso c'è la voglia di riprendere il rapporto umano, e questo è un sistema fantastico per riprendere questo tipo di rapporto. Relazioni ma anche affari, con un occhio di riguardo al momento clou per lo shopping. Il Natale siamo speranzosi veramente, perché ci sembra che da parte della gente ci sia più voglia di avvicinarsi ai regali, alle cose, e anche con molto anticipo, devo dire, perché ce le stanno già chiedendo. Più in generale una domenica affollata a Treviso, poco distante in piazzale Burchiellati, il mercato di qualità più famoso d'Italia, quello degli ambulanti di Forte dei Marmi, e tra una bancarella e l'altra c'è il tempo per una passeggiata e per i più in forma una corsa. E scadrà il 22 novembre prossimo ogni possibile opposizione al riconoscimento europeo del Prošek, altro fronte caldissimo. Per questo, oltre alle denominazioni anche Coldiretti, Treviso ha lanciato la sua campagna di protezione. A un mese esatto dal termine massimo per ogni possibile opposizione, i trevigiani fanno causa ai dalmati per il Prošek. L'incarico è stato assegnato da Coldiretti Treviso e il Consorzio Agrario di Treviso e Belluno allo studio legale dell'avvocato Antonio Pavan di Treviso per la tutela della denominazione di origine protetta Prosecco contro la richiesta di protezione da parte della Croazia della menzione tradizionale Prošek. L'opposizione deve, pena decadenza, essere presentata entro il 22 novembre alla Commissione europea. Difendere il Made in Italy è una priorità che ci siamo posti ed è giusto, soprattutto difendere quello che è il lavoro di tanti bravi produttori che in questi anni si sono impegnati, sono andati a fare per creare un marchio, quello del Prosecco, che è invidiato in tutto il mondo ma che va difeso con le unghie e coi denti, appunto perché è fonte di sacrificio e di un'economia del territorio che ha un indotto straordinario. I presupposti per far decadere la richiesta croata ci sono tutti, sottolinea lo studio legale. Infatti sentenze simili hanno tutelato ad esempio il Gorgonzola sul Cambonzola o il Calvados sul Velados. E c'entra poco che il Prošek sia un vino dolce da dessert più simile al torchiato di Fregona che alle bollicine UNESCO. Per i ricorrenti il termine può ingannare il consumatore mondiale, danneggiando quello che al momento è il vino più venduto al mondo. E non è giusto che un'area che ormai si chiama Prosecco, non è più il vitigno ma un territorio, venga attaccata da un prodotto che non ha niente a che vedere, è un prodotto che è solo similare nel nome ma non ha una storia, non ha una tradizione, non ha anche un valore se non quello appunto di tentare una speculazione, emulare un nome che si sta imponendo e si è imposto in tutto il mondo con crescite anche di vendite importanti anche nel 2021. Ritorniamo a Castelfranco, ma per parlare di sanità. Nei giorni scorsi è stato inaugurato un nuovo reparto di Weak Surgery allo IOV. L'obiettivo è quello di rafforzare la rete, è quello di far sì che i nostri presidi di eccellenza, e lo IOV IRCS a valenza regionale è il nostro presidio di eccellenza, sia comunque diffuso e accessibile su tutto il territorio veneto. Potenziamento di 29 nuovi posti letto e servizi in rete di eccellenza, questo è lo scopo della Regione Veneto nelle parole dell'assessore alla sanità Manuela Lanzarin, che ha inaugurato nella sede dello IOV di Castelfranco Veneto il nuovo reparto di Weak Surgery, la chirurgia su 5 giorni, che permetterà l'attivazione di un servizio prezioso per effettuare interventi chirurgici che richiedono una degenza limitata. Aprire questi 29 letti permetterà di diversificare i percorsi dei pazienti chirurgici, di liberare e quindi dare disponibilità di ulteriori letti all'area chirurgica per gli interventi più grossi, di poter aumentare in un momento successivo la capacità di accoglienza anche dell'area internistica, oncologia e oncoematologia, e di predisporre quello che servirà
per trasferire qui ulteriore attività chirurgica, in particolare quella che la programmazione prevede per quanto riguarda la chirurgia del melanoma e sarcoma. Il nuovo reparto è un modello di organizzazione rivolto a pazienti accuratamente selezionati ai quali vengono erogate prestazioni appropriate, garantendo all'organizzazione una maggiore razionalizzazione delle risorse umane e materiali. Riusciamo praticamente ad migliorare i percorsi diagnostico e terapeutici dei pazienti oncologici, suddividendoli praticamente in base alla complessità. Sono due percorsi completamente distinti. Questo ci consente da un lato di ottimizzare i posti letto, di ottimizzare le prestazioni, di dare una maggiore risposta in questi pazienti e di migliorare anche proprio la qualità complessiva del percorso diagnostico-terapeutico dei pazienti oncologici. Da Castelfranco a Pederobba, dove torna a parlare la veggente Paola Albertini. La sua Madonna, dice, continua a lacrimare. Continua a piangere perché continuiamo sulla strada perversa anziché su quella strada buona. Paola Albertini, meglio conosciuta come la veggente di Pederobba, spiega così i motivi per i quali la statua della Madonna, collocata in una stanza della sua abitazione, continuerebbe a piangere. Un fenomeno che si ripete quotidianamente dallo scorso giugno, quando per la prima volta l'ex insegnante notò sul volto di Maria quelle che lei considera delle lacrime. Episodi che si ripetono e che riguardano, seppur, spiega Paola, in maniera meno importante, altre 6 statuine. Ma per la signora Albertini quello della lacrimazione non è l'unico modo per comunicare con la Madonna. Ogni giorno le apparizioni, tutte le sere, e pertanto oltre che a vederla nella statua la vedo anche personalmente. Da anni si ripetono le apparizioni nella zona del Monfenera o nella sua abitazione, come è accaduto la prima volta. Alle 6 in punto di sera, una luce improvvisa, proprio un bianco che non si è mai visto, non si vede nel mondo, nella terra. È apparsa lei, tutta vestita di bianco. Sarà durato un quarto d'ora, mezz'ora questa apparizione. In locuzione mi ha detto: figlia mia, ti apparirò ogni sera perché sono molte le cose che ti devo dire. Paola ora spera di realizzare quella che è la richiesta che le è arrivata durante una di queste apparizioni. Mi ha dato dei messaggi segreti che dovrei portare al Santo Padre, ma non riesco ad andare. La pubblicità fra poco.